Allora, dopo il TG, due argomenti. Trattiamo il primo che riguarda la protesta che arriva da Amantea, la seconda invece il turismo e puntiamo oggi l'attenzione sulla splendida Lorica. Arcangelo Badolati è con me. Arcangelo, ti saluto, buon pomeriggio e buon inizio di settimana anche a te. Andiamo subito a Gianluca Pasqua perché ha nell'impostazione la diretta da Amantea, mi pare, il dottor Mario Marino. Gianluca. Sì, direttore, siamo insieme al direttore della Task Force Mario Marino che si sta impegnando insieme ai colleghi per diciamo, risolvere una situazione molto difficile, o meglio affrontare una situazione molto difficile, che è quella della presenza di 24 soggetti che arrivano dallo sbarco avvenuto a Roccella. Sono tutti e 24 in questo CAS Enea di Amantea. Ci sono attualmente 13 soggetti positivi e 11 non positivi, ma qui la parola d'ordine è considerare tutti positivi, perché vivendo in promiscuità, avendo affrontato il viaggio insieme in un barcone, è molto facile che alcuni soggetti di questi o tutti siano comunque in uno stato di incubazione della malattia, che quindi possa emergere nei prossimi esami, perché verranno effettuati altri rilievi sui soggetti. Detto questo, situazione molto complicata, le proteste, avete seguito nel telegiornale come ha reagito la popolazione di Amantea, problemi di sanità pubblica, preoccupazione per l'andamento della stagione turistica e quindi finché i migranti saranno qui ad Amantea, l'ASP di Cosenza continuerà ad occuparsene come ha fatto in tutte le situazioni affrontate in questi mesi. Scusami, Mario Marino ci delinea il quadro della situazione. Sì, dimmi. Gianluca, scusami, le Dimmi. immagini che stanno vedendo i nostri telespettatori si riferiscono allo sbarco, il momento dello sbarco. Vai, continua. Sì. Adesso Mario Marino ci delinea la situazione come in questo momento. Buongiorno a tutti. La questione è la seguente: c'è una situazione in evoluzione che stiamo a valutare insieme alla task force, insieme ai medici che compongono la task force, vale a dire il vice direttore dottore Scalzo, che è anche dermatologo, il dottore Malomo pneumologo, il dottore Pignatari che è responsabile di sicurezza sul luogo di lavoro, il dottore Sisto Milito e la dottoressa Benavoli dell'igiene pubblica di Amantea. Noi stiamo approfondendo tutte le tematiche, tutte le criticità che stanno alla base di questa situazione. Abbiamo stamattina fatto un elenco di prescrizioni, le abbiamo presentate al vice direttore della struttura, ma è una delle tante criticità che stiamo, affrontando per trovare la giusta soluzione, tenuto conto di tante variabili e tenuto conto anche della considerazione che dobbiamo comunque decidere all'unisono con il management aziendale dell'ASP di Cosenza, vale a dire la commissaria dottoressa Cinzia Bettelini. Direttore, domande da studio, altrimenti avrei altri ospiti. Un attimo solo, perché mi pare che Arcangelo voglia fare una domanda al dottore Marino. Arcangelo. Sì. Dottore Marino, intanto grazie per quello che sta facendo con la sua equipe, ma vogliamo capire questa gente che tipo di rischio, come dire, propone alla comunità, cioè quanto è sicura Amantea? Voi sapete che Amantea tra l'altro è un'oasi marina, è una zona turistica, eccetera, non mettiamo in dubbio che c'è la possibilità di controllare la situazione, tuttavia probabilmente forse è il luogo meno adatto, no? In questo momento, per la ricaduta che può avere dal punto di vista proprio d'immagine. Che rischi corre la gente che si trova ad Amantea in questo momento? Allora, riferisco alla domanda, Arcangelo Badolati chiede che rischi corre Amantea in questo momento, è un luogo sicuro soprattutto per la popolazione in questa fase di turismo? La popolazione di Amantea non corre nessun rischio nella misura in cui i soggetti sono in quarantena obbligatoria e sono chiusi quindi all'interno della struttura che è stata evidenziata e certificata come centro assistenza e accoglienza profughi. Quindi per la popolazione non ci sono problemi di natura assistenziale che stiamo affrontando, dottore Badolato, vedremo il da farsi, perché comunque è una decisione che spetta a un team di cui io faccio parte
ed è giusto che approfondiamo, ripeto, tutte le criticità per dare la risposta migliore. In ogni caso la popolazione in se stessa non corre nessun pericolo in questo momento. Come abbiamo raccontato, ci sono 2 pattuglie di carabinieri e guardia di finanza che sorvegliano H24. In più, nelle prossime ore, se non dovesse avvenire il trasferimento auspicato, ci sarà anche l'intervento dell'esercito, le pattuglie del progetto Strade Sicure che da Cosenza dovrebbero spostarsi da Mantea. Chiedo di raggiungerci ad Antonello Scalzo, vice direttore nonché dermatologo. Perché? Perché c'è una motivazione ben precisa, in quanto sono stati riscontrati dei casi di scabbia e, che io sappia, anche a livello avanzato, quindi che presentano qualche problema anche per le persone che sono all'interno. Buonasera, innanzitutto sì, esistono diversi casi positivi per scabbia, ma si diceva prima il fatto di essere in una struttura che presenta dei contatti ravvicinati è presumibile che il fenomeno ovviamente coinvolga tutte le persone presenti. Esistono anche dei casi di impetigine bollosa, abbiamo fatto delle prescrizioni alla struttura, ne parleremo poi ancora meglio in seno di una riunione che sarà all'interno dell'ASP, ma di sicuro c'è una necessità di implementare, di rafforzare quelli che sono, non sono gli aspetti igienico-sanitari, di pulizia eccetera, ma soprattutto di cura medica, clinica alla persona. Questa è una struttura che si presta a curare i soggetti? Beh, la struttura è solo un centro di accoglienza, va completamente implementata quella che è l'aspetto sanitario, infermieristico, sicuramente quello va fatto senz'altro. Oppure si paventa un trasferimento, potrebbero essere trasferiti in strutture sanitarie, strutture mediche? Beh, ci sarà sicuramente chi sarà soggetto, come dire, attore a prendere la decisione in questo senso. Di sicuro, per quello che rimane l'aspetto clinico, no? Curativo delle patologie, è necessaria un'assistenza medica e infermieristica costante, almeno per pochi giorni, almeno per 7-10 giorni sicuramente. Bene, Grazie Antonello Scalzo, chiedo a Giampaolo Malomo, un attimo direttore, perché volevo chiedere le condizioni delle persone che sono all'interno di questi 24 soggetti, lo chiedo allo pneumologo Giampaolo Malomo, perché almeno si dice che siano tutti asintomatici dal punto di vista del Covid-19. Allora, non hanno le stigmate della polmonite interstiziale, se è questo che mi chiedete. Certamente sono dei soggetti positivi, dei soggetti che allo stato non hanno febbre, perché io l'ho visitata sia ieri sera sia stamattina. Ieri sera ho già relazionato alla Betterini sulle condizioni cliniche, stamattina ero relazionato al dottore Marino, ma sono persone che in ogni momento possono evolvere, possono sviluppare i sintomi, tra cui il primo sintomo la febbre e poi le stigmate della polmonite interstiziale. Per cui quello che dicevo prima al collega Marino è che in ogni caso è imprescindibile la presenza di un sanitario lì che sia di controllo, dei controlli costanti della funzione respiratoria, della saturimetria, della temperatura, quindi siamo stati fortunati, dicevo, quando su Villa Torana avevamo del personale in loco che era della villa, ma qui non abbiamo personale perché è una struttura per profughi, quindi non è un RSA, per cui per mantenere questi soggetti con degli standard clinico-assistenziali adeguati c'è bisogno di una presenza medico e infermieristica, quindi base su cui ho posto le tematiche a Marino. E poi sul controllo a distanza degli specialisti, come abbiamo fatto io, Antonello Scalzo, il dottore Pignataro e tutti gli altri, insomma. Quindi costante controllo della situazione, perché purtroppo sono delle persone che hanno delle problematiche che si possono sviluppare in ogni momento. Ecco direttore, c'è anche Maria Benavoli dell'Igiene e Sanità, non so se c'è il tempo di ascoltarla, un minuto, per vedere, un minuto. non so se ci sono... Sì, chiediamo alla dottoressa Benavoli di raggiungerci in postazione, quindi non si sa bene in quale stadio della malattia si trovino questi soggetti, non sappiamo se svilupperanno i sintomi, sono soggetti giovani, però hanno anche... asintomatici, però magari sono debilitati dal viaggio o comunque hanno altre patologie che si sommano a una situazione che stiamo valutando. Dottoressa, la situazione qual è? La situazione è abbastanza sotto controllo, non esiste effettivamente un pericolo per la salute dei cittadini di Amantea, perché questa gente è sorvegliata ed è controllata 24 ore su 24.
C'è un po' di confusione dei ruoli, il nostro ruolo è quello di assisterli, di curarli, di diciamo, metterli nelle condizioni di stare al meglio. Sono stati, come già detto dal direttore, separati i negativi dai positivi, sono state impartite delle prescrizioni che chi ha il compito di farli eseguire deve farli eseguire e quindi la situazione è assolutamente sotto controllo. Bene, va bene così, Gianluca, Direttore, sono domande da studio, da Mantea. Grazie. Arcangelo, prima di affrontare l'altro argomento, è la scelta migliore quella di ospitarli in una struttura di Amantea, una località turistica? Ma secondo me è una scelta che dimostra davvero un'approssimazione da parte del nostro Stato che lascia senza parole, cioè abbiamo dei soggetti purtroppo provenienti da stati stranieri attraverso il nuovo canale che è stato attivato, perché essendo la Libia ora sventrata dalla guerra civile e super controllata dalle potenze europee che se la stanno contendendo, quindi francesi, italiani, turchi, ci sono i russi, eccetera, quella rotta per far arrivare i migranti in Italia è stata chiusa e allora stanno utilizzando la vecchia rotta, cioè quella che fa la Turchia, la Grecia, il Peloponnese. Arrivano quindi soggetti stranieri, in questo caso soggetti non solo stranieri, quindi diciamo sottoposti a tutta la disciplina di settore, ma addirittura appunto affetti da Covid-19 oltre che da scabbia. E voi capite che questi sono arrivati a Roccella Ionica, che è una città bandiera blu, ad Amantea, che è una città che è un'oasi marina riconosciuta come dire, importante in tutta Europa, in questo momento della stagione, dopo tutto quello che è successo ad Amantea, perché Amantea è una città che ha subito l'epidemia del Covid con 2 morti, quindi è chiaro che la gente si ribella. Mi sembra una scelta completamente fuori luogo. Mi auguro che il Ministro degli Interni, anche attraverso le sue rappresentanze territoriali, cioè mi riferisco al prefetto, e prendano decisioni immediate e celeri per spostare questi poveracci, perché poi questi sono disperati, noi ce la dobbiamo prendere con loro, però insomma mandare della gente in una città che è appena uscita dal Covid, che sta cercando di rilanciare la stagione turistica, mandargli 13 pakistani col Covid-19, sebbene asintomatici, mi sembra veramente una cosa che non ha nessun senso, cioè un minimo di senso le cose devono averle, soprattutto in questo momento di ripresa, di speranza. Non si può fare una cosa del genere, è completamente una decisione irragionevole, sbagliatissima secondo me. Assolutamente sì, perché va ad intaccare un percorso di rinascita del settore turistico ed è fondamentale. Abbiamo ricevuto tante telefonate stamattina in redazione da parte di operatori turistici. A proposito di turismo e di operatori turistici, il dottor Giovanni Perri è collegato con noi da Lorica. Ecco, per un imprenditore in questa fase in cui deve rilanciare l'immagine, deve proporre un'immagine positiva della Calabria, certo questo non aiuta, però insomma c'è il problema, bisogna risolverlo. È difficile oggi essere attrattivi per quel po' di turismo che c'è, è tutto nazionale, tutto interno? Allora, in teoria non lo sarebbe perché la risorsa ce l'abbiamo, abbiamo posti, abbiamo cibo, abbiamo aria, abbiamo tutto quello che serve, abbiamo cultura, tradizioni meravigliose, tutto quello che serve per soddisfare qualsiasi domanda da parte dei turisti. È più difficile soddisfarla quando poi subentrano questi fattori esterni, ad esempio quelli logistici o anche di questo tipo che spesso vanno a scontrarsi con pregiudizi non necessariamente fondati. Purtroppo la caccia all'untore ha riguardato anche il personale, finanche il personale che curava i pazienti Covid nelle strutture sanitarie, quindi figuriamoci quanto possa essere facile cadere nell'errore che questi poveri ragazzi siano per la loro presenza potenzialmente pericolosi. In realtà è proprio piuttosto il pensiero della impossibilità di assisterli nel modo giusto, magari dove sono collocati. E poi dobbiamo tener conto appunto che i timori legati alla coda di questa pandemia sono tanti e quindi per carità può accadere che un fenomeno del genere costituisca un freno, un colpo alla schiena mentre si cerca di ripartire e camminare in avanti.
Per il resto questa fase ha, secondo me, caricato di energie tutti noi che abbiamo investito nel settore del turismo, ci ha motivati a volere moltiplicare ancora di più la nostra offerta, a qualificarla ulteriormente, in maniera tale da poter dare un'accoglienza sicura, garantita, qualificata e valorizzando finalmente, facendo conoscere finalmente anche chi spesso ha preferito le mete lontane, invece le meraviglie che abbiamo proprio dietro l'angolo di casa. E a proposito di meraviglie, siamo collegati in diretta. Arcangelo, guarda queste immagini, arrivano da un lago molto familiare a Giovanni Perri, siamo a Lorica. Fabio, mi senti? Sei sul battello? Sì, ti sento, siamo sul battello Attilio e quindi queste le immagini in diretta in questo momento vi giungono da Lorica. Siamo con gli amici Lico, giusto? Abbiamo sentito poco fa in diretta Luca, ma insieme a noi c'è il presidente del Parco Nazionale, poi abbiamo la dottoressa Antonella Tarsitano, c'è William Lo Celso, poi più tardi li sentiremo, come dicevi parliamo di turismo, però quello che c'è da sottolineare, come ho detto pochi minuti fa Attilio, è difficile raggiungere la Sila oggi con queste chiusure dei ponti e di altro, insomma, è veramente difficilissimo. Mi fai sentire il presidente del Parco della Sila, per cortesia, un attimo. Eccolo, il presidente qua. del Parco della Sila. Questo è un posto straordinario, bellissimo. Credo che per quanto riguarda l'attrattività turistica Lorica non sia seconda a nessuno, no? Però che cosa bisogna fare, Presidente, per incentivare? Attilio chiede se riusciamo all'auricolare. Ecco, mi sente Presidente adesso? Mi diceva Attilio cosa bisogna fare, no, Presidente, cosa bisogna fare per incentivare questo turismo? Ma per incentivare il turismo fondamentalmente bisogna predisporre una giusta offerta e devo dire che gli operatori turistici del territorio si sono impegnati e si stanno comunque molto impegnando in questo. L'offerta c'è, aspettiamo i turisti che in verità stanno già incominciando ad arrivare, con qualche difficoltà legata alla percorribilità della strada che porta a Lorica, però in qualche modo siamo avanti, via. Arcangelo, per Giovanni Perri. Sì, Giovanni, un grande sforzo il tuo. Quanto vi penalizza questa storia della chiusura dei cadotti sulla 107, cioè lungo la strada che conduce sino alla Sila? Vi sta penalizzando? Com'è la situazione? Vorrei un aggiornamento e volevo anche una considerazione tua sulla tempistica, cioè questi lavori fatti in piena estate, ecco, che idea ti fanno venire in testa? Parto da quest'ultima, in una vicenda precedente che riguardava alcuni semafori. Un attimo solo che dobbiamo... Ecco, vai. Dicevo che parto dall'ultima considerazione, perché già in una precedente occasione in cui si parlava di semafori sulla statale 107, dissi che ad ogni nuova stagione c'era sempre un ponte che anziché unire era lì a dividere. In realtà la parte della Sila probabilmente più penalizzata questa volta è l'area di Camigliatello, la zona della Sila Grande. Lorica ha l'opportunità di essere proprio la porta della Sila per la viabilità che sale da Figline, Pianecrati, Cellara, la viabilità che viene da Aprigliano, di cui ci si è occupati già con degli interventi di manutenzione, quindi nello spirito di una passeggiata di vacanza senza fretta, si riesce nei soliti 3/4 d'ora, 50 minuti di viaggio a raggiungere Lorica, con l'opportunità sicuramente di godere di alcuni paesaggi davvero mozzafiato, ad esempio quando si scollina da Colle d'Ascione ci si affaccia sul lago Arvo con il suo isolotto, passando dalla località Cavaliere, da dove probabilmente origina il nome di questa piccola località, perché viene probabilmente da una corazza, la Lorica appunto, trovata in località Cavaliere e che poi ha dato il nome anche a quest'altra zona.
Per cui per il nostro territorio probabilmente è l'opportunità, l'occasione per mostrare davvero la sua bellezza e tutto quello che è in grado di offrire, dalle attrazioni culturali a quelle escursionistiche, di cui ad esempio ecco il battello sul lago, piuttosto che il centro di canoa, le attività guidate di escursione, il water trekking, il trekking diurno, notturno, le escursioni in bicicletta, sono soltanto alcune delle prime cose che mi vengono in mente, senza pensare poi a tutto quello che è di interesse faunistico, con i centri visita dove è possibile, per esempio al Cupone, dove ci possono essere le visite con gli animali che sono in cattività per essere osservati dai turisti. Vicinanza con posti come Longobucco, San Giovanni in Fiore, insomma davvero un'offerta estremamente variegata dove, ripeto, per le difficoltà di percorrere la 107 probabilmente danno all'Orica questo nuovo ruolo di porta della Sila, perché è francamente più agevole percorrere questa strada che le altre, e ringraziando a Dio c'è stato soprattutto per la parte che passa da Aprigliano qualche intervento di manutenzione sul manto stradale che ha migliorato le cose. Per il resto, ripeto, c'è una mira fantastica sui tempi che lascia veramente perplessi. Senza Quest'anno parole. probabilmente dobbiamo essere un po' più indulgenti, perché magari sarà stato il periodo Covid a differire alcuni interventi che magari potevano cominciare prima. Fabio, mi fai sentire William Lo Celso un attimo, per favore? È possibile? Fabio, mi senti? Stai navigando, ma posso sentire William Lo Celso un secondo? Sì. Ecco, mi sente William? Sì. William, ecco, l'Orica, qual è la peculiarità di l'Orica secondo te, a differenza anche di Camigliatello e di altri luoghi della Sila? Perché così, come dire, ha una sua dimensione turistica particolare? Qual è questa peculiarità? La peculiarità principale di Lorica è quella di avere a disposizione la possibilità degli sport outdoor rispetto anche al nostro centro di Camigliatello, anche rispetto al nostro lago che è lungo le sponde del Cecita. Invece su Lorica noi abbiamo la possibilità di trovare tutta questa serie di attività, possiamo dire che forse esprime meglio il concetto di natura, di purezza, di aria di quanto è legato proprio agli sport outdoor. Quindi questa è la peculiarità, ma dal punto di vista, come dire, dell'ambiente naturalistico, ecco, Camigliatello e Lorica si completano? Ma sì, certamente si completano, è quello su cui stiamo lottando, cioè il concetto di una destinazione lo crea proprio la possibilità di avere queste differenze e quindi accontentare la maggior parte degli ospiti che vengono, ognuno ha le sue esigenze e quindi in questo modo riusciamo a soddisfare tutte quante le aspettative. Ma dal punto di vista della proiezione, no? Del numero di vacanzieri, luglio diciamo è così così, ma agosto è previsto un afflusso considerevole, cioè tale da restituire agli operatori turistici il sorriso o no? Sì, sicuramente le richieste sono tantissime, ovviamente vige ancora un po' di incertezza legate alle ultime notizie, ma in linea di massima le prenotazioni vanno benissimo e devo dire che anche luglio ha risposto in qualche modo rispetto a quelle che potevano essere le aspettative, non possiamo lamentarci, anche lei sa che il caldo aiuta tantissimo anche la nostra destinazione, perché quello che si trova qua è veramente un'oasi di benessere. E volendoci legare a quanto abbiamo detto prima, è vero, un po' di difficoltà nell'arrivare, ma sa, le difficoltà quando poi sei ripagato da queste immagini, da quest'aria, da questo fresco, passano in secondo piano, cioè lo abbiamo imparato, tutto ciò che è bello richiede sempre un po' di sacrificio. Arcangelo, prima della pubblicità. William, se appunto questa situazione della viabilità ha comunque compromesso, ecco, se doveste dire una cosa all'ANAS, William Lo Celso, che cosa direbbe? Li ringrazierebbe per quello che stanno facendo o direbbe loro, chiariamolo a questo punto, direbbe loro questi lavori potevano essere fatti in un altro momento, magari con una tempistica diversa? Qual è il suo pensiero dal punto di vista imprenditoriale?
Sicuramente creano qualche problema, ma ripeto, se sono così come sembra dei lavori improrogabili che hanno consentito la necessità di doverli fare ora, io non ho le conoscenze, le capacità tecniche per capire se potevano essere fatte in un altro periodo. Bisognerebbe, se lei mi chiede cosa chiedere all'ANAS chiederei di avere solo una maggiore chiarezza nella comunicazione, nei tempi, per capire anche come muoverci e migliorare questa nostra comunicazione che ribalteremo verso i nostri ospiti. Come diceva prima il dottore Perri, si può consigliare quindi per chi va a Lorica di fare percorrere alcune strade, e ancora continuo, ecco, forse una piccola cosa sulle strade, continuo a vedere percorso alternativo Crotone, migliorare anche e indicare anche quelli che sono i punti di forza come il Parco Nazionale, Canigliatello, Lorica, indicarli anche sulla parte delle provinciali di Cosenza. Bene, prima della pubblicità, Fabio, pensavo ti mettessi al posto di comando come dire, del battello. Dico, adesso c'è Fabio che guiderà il battello, guiderà questi luoghi meravigliosi, sì. Questo spazio splendido. C'è la pubblicità. Attilio. Sì, mando la pubblicità. Va bene, allora fra mando poco, la pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, a tra poco. Va bene, va bene. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta, andiamo sul battello. Fabio, chi mi devi far sentire? Volevi intervenire prima? Ecco, ti do subito la parola a chi? Prego. Volevo dare voce e microfono ad Antonella Tarsitano, presidente Confcommercio Sila Grande, nonché titolare dell'hotel Park 108, giusto? Dove c'è stato anche Weekend, il film girato qui in Calabria, quindi dalla Film Commission. Approfitto, saluto Pino Citregno, il presidente. Come è andata? Vai avanti. È andata molto bene, è stato un bellissimo modo per ricominciare a lavorare, perché abbiamo iniziato con le riprese, hanno concluso il film a Lorica, con grande entusiasmo da parte sia degli attori ma anche del regista e del produttore, che hanno avuto per i nostri luoghi delle parole di eccellenza, di magia. Non si aspettavano di trovare questo tipo di montagna in Calabria. Sono rimasti affascinati. Senti, il Presidente poco fa diceva a microfoni spenti diventa difficile arrivare, però dice, se ci lamentiamo anche noi, poi magari uno pensa chissà dove arrivo, all'Orico, Io su questa, allora certamente la viabilità è fondamentale, però su questo mi consenta di dissentire, perché nel turismo la cosa più importante oggi è la motivazione di viaggio. Noi andiamo, chi viaggia, chi ha mai viaggiato, si va in posti veramente difficili da raggiungere. Quando la motivazione è forte, quando poi si arriva, come diceva William, e si trovano posti del genere, soprattutto dopo il periodo che abbiamo vissuto, allungare di mezz'ora il viaggio non è così difficile. Forse bisogna anche quello che bisogna fare è informare sui percorsi alternativi, ma non siamo località irraggiungibili. Chiunque di noi abbia viaggiato anche nelle zone di montagna del nord sa che per arrivare nelle località più famose della montagna bisogna fare dei percorsi che loro dicono paesaggistici. Ecco, forse questa è l'intelligenza di saper descrivere, come ha fatto anche il dottore Perri, la bellezza dei percorsi alternativi. Bene, magari qualche semaforo in meno, però... Scusami Fabio, un attimo. Fabio, Arcangelo, per Giovanni Perri e per il presidente del Parco della Sila. Ma Giovanni, che cosa avresti fatto se avessero all'improvviso detto che i 13, perché ci ricolleghiamo ad Amantea che è il tema del giorno, cioè che i 13 pakistani positivi al Covid stavano per mandarli in Sila, in una zona lì dove ci siete voi, cioè quale sarebbe stata la tua reazione? Voglio dire, secondo te la protesta di Amantea dei cittadini è una protesta giustificabile? Allora, sinceramente no, ma sai Arcangelo, io faccio il medico nella vita, per cui non posso mai allontanarmi dal rigore scientifico. Io so che quelle persone nell'ambiente giusto e controllato non rappresentano alcun pericolo per tutta la comunità. Il problema, dicevo prima, è che c'è stata la caccia all'untore anche nei confronti degli operatori sanitari che si sono occupati, soprattutto durante l'emergenza, dei pazienti Covid. Per cui
il vero problema è nostro culturale. In realtà la risposta che darei è che dalle nostre parti in Sila nessuna struttura è attrezzata per garantire quella cura, quell'assistenza sanitaria di cui queste persone hanno bisogno. Peraltro nessun ostacolo di tipo razziale, tipo culturale, sono tutti benvenuti, ci mancherebbe. Nel caso specifico di pazienti positivi al Covid, io non riesco mai a scindere la mia natura di medico, mi accompagna costantemente dalle altre cose che faccio, per cui ti risponderei da medico dicendo che non possono essere portati a Lorica, perché a Lorica gli farebbe molto bene la nostra aria, come fa bene a tutti, ma non sarebbe quella la cura, l'assistenza di cui hanno bisogno, solo questo. Io nel frattempo mi sono spostato all'esterno perché volevo mostrare a tutti i telespettatori davvero, ecco, quello che ci circonda, il nostro cielo azzurro con l'aria più pulita del mondo, con il minore inquinamento al mondo da nanoparticelle. Dopo di noi c'è il Polo Nord, il verde dei nostri pini, e quindi insomma davvero un posto dove venire, perché davvero l'anima e il corpo trovano il ristoro completo. Arcangelo, per il Presidente Curcio. Sì, intanto lo saluto, io lo chiamo comandante perché ci siamo conosciuti quando era comandante del Corpo Forestale. Presidente Curcio, no, la domanda è questa: avete rinunciato all'idea di concorrere con Parco Nazionale al riconoscimento come patrimonio immateriale dell'umanità? Cioè, questo treno lo abbiamo perso, si può continuare a sperare che un posto così bello, perché la Sila è uno dei posti più belli secondo me del meridione d'Italia, ecco, possa essere riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità? Un attimo, Presidente, le chiede naturalmente Arcangelo, non so se sentito la domanda, adesso lo facciamo rispondere, arriva un po' in ritardo l'audio a lui. Prego, Presidente, che vogliamo dire? Ma caro direttore, intanto ti saluto anch'io. Il discorso dell'UNESCO, della ricandidatura, è certamente una cosa nuovamente proponibile. Devo però anche dire che noi abbiamo un riconoscimento UNESCO, che è la riserva della biosfera, per cui voglio dire non tutto deve essere ricondotto ad un riconoscimento UNESCO come bene immateriale dell'umanità. Intanto abbiamo un riconoscimento di cui andiamo fieri. Riproporremo la candidatura, perché ogni volta che ci si propone per una candidatura alla fine c'è qualcuno che ti dice: guarda, ci sono stati forse un po' di errori, aggiustate il tiro e casomai riproponete, la cosa che rifaremo certamente non a breve, perché sennò sembra dover fare a gara chi arriva prima. Se arriva prima l'UNESCO, arriviamo prima noi. Facciamo un po' decantare le cose, ma io sono dell'avviso che riproporremo certamente la candidatura. Attilio, se ti rubo un attimo, ti volevo rubare un attimo per salutare la famiglia Lico, che ha avuto l'idea di questo battello che è veramente bello, fa anche rima. C'è Luca che parla, c'è il papà, insomma, sono tutti insieme. Che vogliamo dire, ragazzi? L'idea è geniale, bellissima. È un'idea partita comunque nel 2012. Nel 2012, quindi abbiamo aperto tramite un bando della provincia, dal 2012, poi mano a mano noi abbiamo migliorato, perché il luogo è incantevole, quindi noi non abbiamo fatto altro che aggiungere al luogo già incantevole un po' di tecnologia, perché camminiamo con un battello elettrico, quindi impatto niente, quindi nel momento in cui uno arriva a Lorica vede che oltre il lago e le montagne abbiamo un'aria credo fra le più pulite d'Europa, lo dicono in pochi, però è la verità. Quindi, ci sono tanti, resto al sud, magari poi salgono certo, per i figli, giovani, certamente per i figli. Poi loro credo che abbiano pigliato in pieno le attività che abbiamo, quindi... Fabio, pentiti di aver investito a Lorica? Dice Attilio, se siete pentiti di aver investito a Lorica? No, per carità, noi abbiamo più di un'attività a Lorica, quindi con i miei figli cerchiamo di combattere giorno dopo giorno. Abbiamo ultimamente, con l'idea dei miei figli, comprato delle bici in acqua, bici galleggianti che hanno avuto veramente
c'è un impatto micidiale. Noi abbiamo problemi, maggiormente ieri abbiamo avuto una domenica veramente terribile perché c'era tanta gente, a noi ci fa piacere, però ci accorgiamo che la gente... Ma non solo la domenica, però. Certamente, turismo 10 giorni però all'anno, abbiamo notato che nell'ultimo periodo la gente qua ha cominciato a venire di più, abbiamo notato proprio c'è un incremento per l'Orica e per la montagna in generale, però l'Orica mi pare che è più gettonata negli ultimi periodi, non abbiamo... logicamente grandi alberghi, abbiamo pochi alberghi all'Orica e qualche B&B, però la gente viene. Benissimo, a te la linea. Giovanni, voglio chiederti se le aspettative, a giudicare dalle prenotazioni del mese di agosto, si avvicinano alle presenze dello scorso anno o, come si dice da più parti, il calo si aggirerebbe intorno al 30-40%? Devo dire che è cambiata più che altro il tipo di domanda che ci viene posta. Sono aumentate le richieste per periodi più lunghi, cioè è diminuita la vacanza mordi e fuggi. Noi abbiamo aperto questo fine settimana e già abbiamo avuto ospiti sia per quello che riguarda la nostra attività di ristorazione che la nostra offerta di ospitalità. E quello che sta cambiando è la domanda che l'utenza ci pone, che è più di periodi lunghi, probabilmente perché ci sono anche più ferie da smaltire, probabilmente perché non è successo in altri momenti dell'anno, perché si desidera allontanarsi maggiormente dalla folla, magari da posti dove ci sono più timori riguardo al distanziamento. Penso fenomeni di questo tipo. Devo dire che proprio sull'Orica, per grazia di Dio, non stiamo parlando di bagni di sangue, ma si coglie un numero di telefonate importante, un interesse manifestato da persone che ci chiedono molte informazioni su tutte le attività, quindi persone che sono intenzionate a venire da noi in vacanza e non a compiere una vacanza passiva, ma una vacanza caratterizzata da attività, e per fortuna qui basta solo scatenare la fantasia perché le attività sono tante. Volevo rubare 10 secondi per dire che quando pochi anni fa ho dato vita a questa attività e dovevo trovarle un nome, ho voluto in 3 parole sintetizzare le cose fondamentali che secondo me caratterizzano questo posto. Il posto nostro si chiama l'Orica Parco Natura, chiaramente per indicarne la località, ma la vicinanza alla fantastica iniziativa del Parco Nazionale della Sila, e che tutto questo avviene nel massimo rispetto della natura. E a questo proposito, anche se attraverso voi, voglio esprimere un applauso al Presidente del Parco per l'iniziativa sullo smaltimento corretto dei dispositivi di protezione individuali. Questa campagna "La natura non ne ha bisogno", per invitare tutti i nostri ospiti a smaltire correttamente le mascherine ed eventualmente i guanti che verranno utilizzati quando vengono dalle nostre parti a farci visita. Senti Arcangelo, William Lo Celso porta spesso i suoi ospiti della struttura che dirige all'abbazia di Gioacchino da Fiore, che è una cosa straordinaria, è un tuffo nella cultura di grandissimo livello, no? Può diventare ancora di più un'attrattiva turistica, visto che dall'Orica siamo praticamente a pochi passi. Ma io credo di sì, credo che William Lo Celso è un imprenditore, ma come Francesco Perri, come i signori Lico, cioè lungimiranti, sono persone che hanno chiaro il sistema che va attuato, cioè non bisogna limitare la godibilità dei luoghi a schema per attirare i turisti. C'è la possibilità in Sila di sposare al turista, di far sposare al turista, oltre alla bellezza dei luoghi, intanto una enogastronomia straordinaria e poi dei luoghi culturali di grandissimo fascino e di interesse. Attenzione, perché c'è San Giovanni in Fiore con l'abbazia appunto di Gioacchino da Fiore, citato da Dante, un monumento della cultura mondiale, ma ci sono altri tanti piccoli posti da dove sono passati eremiti, santi, filosofi, cioè addirittura si diceva per un periodo che in un paesino della Sila avesse soggiornato Dante, una teoria di uno scrittore cosentino scomparso recentemente, cioè c'è la possibilità, no, di coniugare
alla bellezza, all'enogastronomia, questo grande fermento culturale di cui dobbiamo andare assolutamente fieri. Dobbiamo anche spiegare, no, a quelli che vengono in Sila, in Calabria, su queste montagne meravigliose, che il legno di quelle montagne era il legno che i romani volevano per costruire delle navi resistenti. C'è un legame con la storia anche molto forte. Gli stessi romani, e chiudo, che erano capaci con le loro legioni, che sono state la più formidabile macchina da guerra mai esistita sulla terra nel mondo antico, avevano paura dei siliani perché erano grandi allevatori di cavalli, ma anche persone che erano in grado di farli spaventare, no? Di metterli in difficoltà. Quindi c'è una radice in Sila culturale che va sfruttata al massimo, ma mi pare che questi imprenditori che oggi sono nostri ospiti lo stiano ampiamente facendo. William. Direttore, se posso darti poi un completamento alla cosa che ha detto l'Arcangelo. Sì, prego, no. Prego. E siccome la mia famiglia di tradizione, tutti e due i miei nonni facevano gli industriali del legname, questo legno che veniva utilizzato era il vitullo, una variante molto resinosa delle nostre conifere, con le quali tra l'altro oggi c'è una testimonianza, anche se dell'inizio del secolo scorso, dopo il rifacimento nel tetto del Duomo di Cosenza, che già in origine era fatto con il medesimo legname. Queste caratteristiche di impregnazione naturale di resina lo rendevano estremamente adatto all'utilizzo nautico, come pure tutto il legno della Sila venne utilizzato nel periodo dell'espansione delle miniere sarde, con le fortissime esportazioni verso la Sardegna. E poi, giusto una piccola chicca, quando lui parlava di gastronomia, un prodotto nostro straordinario che magari si conosce poco è il pesce della Sila, la trota, che rappresenta una straordinaria occasione di gastronomia con un sapore nuovo, completamente diverso, pur nella sua storicità di presenza nel nostro territorio, ma che adesso, con queste nuove leve di chef che hanno imparato a cucinarlo, rendendolo molto più leggero, molto più digeribile, con aromi di limone, con cotture che ne portano via la parte grassa, l'hanno reso un pesce delizioso che assolutamente rischia di mettere in secondo piano le più pregiate varietà di pesce di mare. William, accolgono i tuoi ospiti, accolgono con entusiasmo il viaggio nella gloriosa storia di Gioacchino da Fiore? Sì, devo dire che ogni volta che entriamo nell'abbazia, sarà per la sua nudità, sarà per quello che esprime, sembra quasi un viaggio nel tempo, le persone rimangono veramente stupite in positivo. Tu hai visto che significa entrare nell'abbazia, il concetto di Gioacchino era quello di avere la pietra nuda, la pietra che rappresenta gli spigoli della vita, e la luce che viene di fronte è quella a cui, diciamo, i penitenti devono fare riferimento, quindi nessuna distrazione entrando. Questo era il suo concetto, oltre al grande studio della Trinità. Sul concetto che Dante fosse stato influenzato non abbiamo alcun dubbio, lo ha espresso più volte il magnifico presidente del Centro Studi Gioachimiti, il professore Succurro, lo ha provato, lo abbiamo visto tutti, lo vediamo nelle opere, nelle tavole, quindi che Dante nel momento più alto della sua poesia, quando deve descrivere la visione di Dio, faccia riferimento chiaro ai cerchi trinitari di Gioacchino da Fiore, non è un qualcosa di contestabile, questo è certo. E per togliere ogni dubbio lo scrive: luce mi dà lato il calabrese abate Gioacchino di spirito profetico dotato, per togliere ogni dubbio. È vero, verissimo, verissimo, verissimo questo. Fabio, la Presidente della Confcommercio, dov'era? Dell'area della Sila, voglio sentire un attimo da lei come dire, che sensazioni ha di questa stagione che è iniziata dai primi giorni, è iniziata questa stagione ormai da qualche tempo, e quali aspettative, proiettando quelle che sono i primi segnali, che prospettive turistiche per Lorica e per la Sila secondo lei? Un attimo, è qua Antonella Tarsitano, ho sentito la domanda, sì, prego.
Allora, come detto anche dal dottore Perri, quest'anno è iniziata ovviamente tardiva, ma per le motivazioni che tutti conosciamo, però abbiamo tantissime richieste, quindi più concentrate, per periodi più lunghi. Dopo anche l'esperienza che abbiamo avuto in questi mesi con l'emergenza che c'è stata, probabilmente ci sarà un'ulteriore riscoperta di quello della natura, di un turismo di tipo sostenibile, e quindi secondo noi Lorica può avere delle grandissime prospettive. Abbiamo tantissime richieste già anche per settembre, per i periodi autunnali, quindi siamo molto felici. Tanti sono state le titubanze per le riaperture, perché l'applicazione dei protocolli non è stata semplice, ma chi fa impresa deve abituarsi ad affrontare anche delle emergenze, quello che può capitare, altrimenti non potremmo fare questo tipo di lavoro. Attilio, io volevo chiedere al Presidente Curcio un po' una domanda, perché della funivia. Presidente Curcio, allora questa funivia a che punto sta? Che vogliamo dire? Se sapete qualcosa, c'è qualcosa che si muove, non si muove, si apre, non si apre, è blocca e ferma? È una bella domanda. È una domanda di un milione di euro. Questa funivia se ne parla Veramente è una sempre. bella domanda. Continuano a fare degli incontri gli amministratori, i sindaci dei comuni interessati, anche con la partecipazione di altri amministratori, perché non riescono ancora a tirarsi fuori da una vicenda che è ancora gravata dalla presenza di un sequestro. Ora, io non so se ad oggi è stata dissequestrata, so che c'è un curatore e evidentemente dovrà essere il curatore a risolvere questo problema. Certo, dovrebbe curare, il suo compito è quello, e dovrebbe fare fruttare anche i beni che ha in cura. E ancora non se ne sa niente, purtroppo non se ne sa niente. Attilio, è così, c'è il curatore che deve curare. Poi mi auguro di accendere il riflettore, Attilio, qualche trasmissione appunto sulla funivia, su questa chiusura, insomma, questo blocco. Ci sono dei pagamenti anche che non sono stati fatti, che andrebbero fatti, insomma è tutta la situazione. Sull'impianto, Arcangelo, l'ultima battuta, poi Arcangelo ci lascia. L'ultima battuta è stata una iattura questa, perché ha fatto saltare tutta la stagione invernale a Lorica, no? Arcangelo, però si continua a stare così. Beh, insomma, c'è anche un'inchiesta giudiziaria che ha imbarazzato molto, come sapete, quindi non possiamo prescindere dal citare questa iniziativa giudiziaria, dobbiamo vedere come sono stati realizzati questi lavori, capire fino in fondo che cosa è accaduto. Ci sono tante domande, caro Presidente Curcio, che meritano ancora delle risposte. Voi sapete, quando ci sono procedimenti giudiziari le cose si complicano, si allungano. L'importante è sapere pure che questa funivia, come dire, in qualche maniera è anche sicura. Bisogna vedere tutte queste cose. Certo, se potessi fare un appello, ecco, chiederei ai magistrati di pressare, no, i curatori e verificare, agire, insomma, rimettere in piedi in qualche maniera questa struttura che è costata un sacco di soldi. Sono soldi dei contribuenti, quindi speriamo che le cose si sblocchino. Domani, allora, Giovanni Perri, la mancata apertura nella stagione invernale, insomma, si traduce in mancati introiti per voi che avete strutture recettive. È una tragedia perché di fatto annulla la stagione più lunga per noi, che è quella invernale, che, date le particolari caratteristiche del nostro territorio, l'opportunità di avere piste in quota prossime ai 2000 metri con un'esposizione estremamente favorevole, che rendono l'attività sciistica, ma non solo quella alpina di discesa, ma anche quella di tipo nordico, l'attività di ciaspolate, fruibile per tantissimi mesi all'anno, almeno 4-5 mesi all'anno, nel periodo dell'anno in cui i costi energetici sono quelli maggiori, per cui abbiamo più spese. È veramente una tragedia. In più un peccato, perché la stragrande maggioranza dei soldi ormai è stata spesa e quindi è indispensabile portare a compimento queste piccole cose che mancano, e l'auspicio è che
chi ha l'onere e secondo me l'onore di gestire per conto della magistratura questi impianti deve sentire il dovere della gestione del famoso buon padre di famiglia, deve rendersi conto che amministra soldi di noi tutti, anche suoi, e che deve rendere produttivo tutto questo, perché ha una responsabilità verso la comunità che ha pagato con le proprie tasse il finanziamento per avere l'impianto, ha un dovere verso una comunità che qui ha investito, che dà occupazione nonostante tutto e non vuole niente in cambio se non la possibilità di poter lavorare. Non vogliamo nulla di regalato, però la possibilità di competere, quindi che queste cose funzionino e per favore chiunque può snellire la burocrazia che ci taglia le gambe ogni giorno, per favore lo faccia. Bene, vi dico alcune domande che arrivano dai nostri telespettatori. Andiamo sul battello dove si trova il nostro Fabio. Dicono intanto che si può raggiungere la Sila attraverso la strada che passa da Rose, quindi dice una strada bellissima, e c'è la possibilità, come dire, di percorrerla in assoluta tranquillità. La seconda, chiedono ma com'è possibile in Sila ci sia il rumore di troppe auto che circolano, di motociclette, cioè il rumore annulla l'effetto relax. Si può fare qualcosa? Beh, questo dovremmo chiedere a chi amministra le località turistiche. Poi per quanto riguarda Lorica ci sono due comuni che si contendono la gestione, un pezzo uno, un pezzo all'altro, così Camigliatello invece è comune di Spezzano della Sila. Forse in un futuro, chissà se prossimo o meno, magari immaginare che le due località potessero intraprendere la strada di una gestione autonoma, cioè con una propria gestione di un comune ad hoc, sarebbe auspicabile o no? Presidente, lei che dice? Ma intanto i due sindaci di Casale del Manco e di di Casale del Manco e di San Giovanni in Fiore dialogano in continuo, abbiamo avuto diversi incontri e stanno cercando di, le porto un esempio che è quello dei rifiuti. Rifiuti, qua viviamo in alcune giornate veramente delle situazioni paradossali. I due comuni adesso si sono messi d'accordo per poter fare recuperare i rifiuti da un'unica società che si interessa della raccolta. Invece prima ce n'erano due e magari da una parte funzionava e dall'altra funzionava meno. Quindi i due comuni stanno dialogando per portare avanti un discorso univoco. C'è mancato, faccio un attimo un passo indietro se posso, ci sono mancati gli impianti sciistici e ci siamo inventati il nuoto. Approfitto per lanciare questa cosa perché il 26 di questo mese a Lorica, nelle acque del lago Arvo, ci sarà una gara di nuoto a livello nazionale, quindi in acque libere, una cosa bellissima. Quindi quando ci manca una cosa ce ne inventiamo un'altra. Ovviamente questa gara di nuoto è partita da un'iniziativa bellissima dell'associazione Cosenza Nuoto, a cui va il mio... Prego. Presidente, però se vogliamo rendere ancora di più appetibile Lorica, bisogna anche offrire i servizi ai cittadini e ai vacanzieri, una farmacia, una guardia medica, insomma tutte quelle postazioni che sono necessarie per dire al turista vieni da noi che ti garantiamo... Ma voi ti stai inventando una cosa che te le stai inventando tutte. Dai. Poi c'è ancora la farmacia. Parla di qualcosa di positivo, sì, è vero, hai ragione. La guardia medica, la farmacia, però la dottoressa Tarsitano è certamente più informata di me. Facciamola sentire, mi fate sentire la dottoressa Tarsitano. Dottoressa Tarsitano, qui insomma... È
giusto affrontare i problemi che ci sono nel territorio. Noi siamo i primi che lo facciamo e lo facciamo principalmente nei tavoli istituzionali. Io parlo come imprenditrice ma parlo anche come Confcommercio, e abbiamo per esempio risolto da pochissimo il problema dello sportello bancomat, che sembra una banalità, ma erano 8 anni che il nostro territorio non aveva uno sportello bancomat, e finalmente grazie al Presidente Baldini, a Confcommercio Cosenza, al Presidente Algeri, finalmente riabbiamo il nostro sportello bancomat. Ci occuperemo anche adesso del problema della farmacia, però siamo veramente in un territorio meraviglioso, quindi affrontiamo i problemi nelle sedi istituzionali, però promuoviamo in maniera positiva anche il nostro territorio, perché è un momento difficile e abbiamo tante richieste, abbiamo bisogno di far capire che ci sono tanti imprenditori preparati, servizi eccezionali, tanti giovani imprenditori, mi riferisco anche al gruppo di Lico, il Chiosco Rosso, Cammina Sila. Mi crede, è un territorio pronto ad accogliere con tanta positività e tanta grinta. Abbiamo riaperto con tante difficoltà. Guardi, dottoressa, siamo qui apposta per lanciare. Sì, no, io la ringrazio perché oggi veramente ci ha dato la possibilità, tra l'altro in questo posto meraviglioso, io vedo la nostra struttura dal lago e le rive del lago Arbo, Camigliatello, la Sila. Noi non parliamo più di Lorica, Camigliatello, San Giovanni, noi ormai ci siamo abituati a parlare di Sila perché il nostro è un meraviglioso comprensorio. Anche questo è un grandissimo passo avanti. William, quindi comprensorio nella sua interezza, cioè non più quelle lotte di campanile, quella cultura che tende a rompere, a isolare, a creare piccole fazioni, ma un'idea complessiva proprio, no? Del prodotto Sila. Complessiva, come diceva Attilio, questa qua sicuramente. Io, Attilio, se mi consenti, volevo iniziare a fare il giro perché so che da qui a poco devi chiudere il collegamento con William. Sentiamo William, poi una battuta con la dottoressa Tarsitano e con il Presidente. Prego William. Puoi parlare a piacere, puoi dire quello che vuoi. Sì, anzi, Marzullo, ci fatti una domanda e date una risposta. Per la prima cosa mi viene di fare una battuta: sarà sto problema della farmacia che costare è così buona, qua ne abbiamo veramente bisogno pochissimo, e quindi se non per i beni che magari, e quindi potrebbe essere questo uno dei motivi. Dall'altro canto, ecco, mi unisco sempre nei ringraziamenti al dottore Sabato, perché veramente ci sta dando tanto spazio su questo territorio, forse perché anche lui si è innamorato della nostra Sila, e quindi lo ringrazio e lo aspettiamo quindi anche non solo nel fine settimana, quindi grazie ancora per questo spazio. E cosa poter aggiungere? Credo che le immagini che stiate guardando dicono già tutto, quindi forza Sila, forza Destinazione Sila, e mi consente di approfittare di questo spazio per ringraziare la grande opera che sta facendo il Parco Nazionale. Veramente ci dà una marcia in più, e forse è l'unico vero forte brand che rappresenta la Calabria. Quindi, bene, Fabio, hai 10 secondi, Fabio, non di più, 10 secondi, non più. Grazie. Sì, grazie per oggi. Allora salutiamo i Lico che sono qua, sono tutti qua, grazie a voi. A voi grazie mille. E vi attendiamo tutti comunque qui a Lorica, al battello magari, dal battello e con le bici d'acqua. E anche il bob, non dimentichiamoci che abbiamo un impianto di bob aperto tutto l'anno, è meglio dirlo. Grazie, allora grazie Presidente, se vuole salutare qualcuno. Sì, saluto anch'io, ringrazio Arcangelo, ringrazio Attilio. A questo punto devo ringraziare anche William e Antonella per le belle parole che hanno voluto dedicare al parco. Io chiudo con un messaggio, che non è importante la difficoltà che si ha per percorrere una strada, l'importante è raggiungere una meta che sia degna di tale nome, e Lorica lo è. Allora, grazie da Lorica, dal battello è tutto. Allora, vi aspetto domani dalle 15, saremo da Cetrano, quindi un giro anche sul Tirreno domani dalle 15. Grazie Fabio, andiamo da Giovanni Perri, andiamo a chiudere con un messaggio di speranza. Tu sei uno di quelli che quando fa qualcosa la fa perché ci crede fortemente, e se hai investito a Lorica è perché hai ritenuto, come dire, opportuno dare il tuo contributo a questa regione che ha bisogno di esempi di eccellenze per far crescere il turismo.
Sono convinto che a questa madre che è la nostra terra bisogna anche restituire per tutto quello che ci ha dato, e ci ha dato davvero tanto. Il nostro compito è sicuramente quello di lasciare i posti un pochino meglio di come ci sono stati consegnati, perché tutti quanti noi siamo solo amministratori temporanei di ciò che abbiamo, nulla di più. E poi qui io trovo la mia realizzazione da tutti i punti di vista di amante dell'aria aperta, della libertà, e anche un pochino goloso. Un pensiero, una cosa di tradizione che suggerisco a tutti quanti di venire a assaggiare è la classica impanata, cioè la ricotta calda appena fatta sui tozzetti di pane raffermo, che è una cosa meravigliosa con cui i nostri pastori hanno vissuto tanti anni, ci hanno insegnato ad assaporarla, per cui vi aspettiamo davvero a braccia aperte e andrete via davvero con il rimpianto di una vacanza che sarà durata sempre troppo poco, sempre con la voglia di ritornare qui. Grazie Giovanni, grazie a quanti hanno collaborato alla realizzazione di questa trasmissione, a Luca che ha curato la regia, del resto instancabile, sono 4 mesi che tira puntuale e preciso a raccontare attraverso i collegamenti, che sono una cosa sempre molto complicata e molto difficile, però sempre precisi, sempre sincronizzati da grande professionista. Grazie, arrivederci, a domani. Chissà terra brucia come un sole ad agosto, la mi fare diventare niente fumo e tutto arrosto. E quando guardo il cielo, è il cielo più bello che c'è, che quando ti risbigli dici è me. Ci su posti che su pugni, altri posti su carizze, certe volte su mugugni, altri volte su bellezze. Dico che terra mia, con una virgola si cangiasse, perciò chi ne ci ha messo punto, con una gomma ci passassa, ero cancellassa, chissà terra nostra, palla tarantella, usi piglia chitarra e suona calavicella, chissà terra nostra, fa l'amore con mare, usi stennare a spiaggia e s'asciuttare il sole, chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ti sparla e poi ci viene a vacanza, chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. Telegiornale parla, tante volte cose brutte, di una terra abbandonata e di anime distrutte, eppure c'è gente buona che combatte per ti fa sta meglio, che son chiova almeno giorna e ti dice io ti dugno e non ti pigli. Chissà terra nostra, balla tarantella, usi piglia chitarra e suona calavicella, chissà terra nostra, fa l'amore con mare, usi stennare a spiaggia e s'asciuttare il sole, chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ne sparra e poi ci viene a vacanza, chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. A ciopè attivo bagno, scendi sotto i bronzi, saglie e vidi l'arco magno, a Ruionio le castella, un vale a 1000 cartoline, chissà terre petali rosa e nessuno ci voglio e spine. Ci va più in spina.
piglia chitarra e suona calavicella, questa terra nostra fa l'amore in comare, si stenna alla spiaggia e s'asciutta lo sole, questa terra nostra è verde come la speranza, quanta gente mi spara e poi ci viene in vacanza, e quando guardo il cielo è il più bello che c'è, ma quando ti risvegli dici è me.